3, 2, 1, vado. Ciao, benvenuti a Ficarolo, sono Silvia Pellegrini della Prolocco di Ficarolo. Ciao a tutti, sono Silvia Pellegrini della Prolocco di Ficarolo. Come potete vedere alla mia destra, io ho detto, e dopo si vede la destra, adesso sì. Ciao a tutti, benvenuti a Ficarolo, mi chiamo Silvia Pellegrini, no basta. Vado. Ciao, benvenuti a Ficarolo, sono Silvia Pellegrini della Prolocco di Ficarolo. Aspetta, passa la macchina, scusa. Ciao a tutti, sono Silvia Pellegrini della Prolocco di Ficarolo, in questo bellissimo paese. Ferma. Ho detto, sono presidente di questo paese. No, è vero, sì, no. Allora, presidente della Ciao. Della Prolocco. Silvia Pellegrini, presidente del Prolocco. Via. Ciao a tutti, sono Silvia Pellegrini, presidente della Prolocco di Ficarolo da circa 10 anni. Aspetta che passa la mamma. Sorridente della provincia di Roma. Aspetta, dai, niente paura. Torna da qua. È un po'... Hai fatto una capriola. Ma resta Il Veneto, non ci credo ragazzi, siamo messi come studio aperto che c'era. Allora, Jack si gira. Ciao, sono Silvia Pellegrini, presidente della Prolocco di Ficarolo, un comune veneto. Aspetta. Vado? Aspetta, Ciao. c'è la macchina là. Ciao, sono Silvia Pellegrini, presidente della Prolocco di Ficarolo, un comune veneto in provincia di Roma. Mi scusi, lei è del posto? Sì. Posso chiederle perché si chiama Ficarolo questo paese? Vabbè, il nome di Ficarolo in realtà ha origini molto antiche. Dipende dalla crasi tra il nome della pianta di fico con la passione fervente dei ficarolesi per tutti i Scusi lei, ma non doveva fare il video del post? Sì, adesso stavo appunto Via! Va bene, vado. Ragazzi, ve lo racconto io Ficarolo. Seguitemi. Ci troviamo in villa, militare estensa. Questo è passato. Questo? Romantico, molto con i suoi sì, romantico molto. Ciao. No, con le nostre guide. A presto. Ciao. Sì. Sì, Ma dica. perché si chiama così Ficarolo? Vado? Vai. Questo è Ficarolo, vieni a scoprirlo con le nostre guide. A presto. Ma perché si chiama Ficarolo? L'abbiamo capito poi. Ma perché si chiama Ficarolo? L'abbiamo capito? Vieni al prossimo video. Massimo non è detto. Mi sposti... Attacca un video. Mi sposti la parola telecamera video. su. No, Grazie. Vai. Questo è Ficarolo, vieni a scoprirlo con le nostre guide. A presto. Troppo lento. Cioè, è presto. No, ma parti più vicino. Dai. Ficarolo parto. Ok. Dai. 3, 2, 1, vai. Questo è Ficarolo, vieni a scoprirlo con le nostre guide. A presto. Ma abbiamo capito perché si chiama Ficarolo? Lo stesso? Come capitanata? No. Andiamo a casa. E durata... Così tanto devi ripassare la macchina. Sposti e dici Il progetto fu realizzato dall'architetto no? 63. 63. In questa data, infatti, abbiamo ritrovato... No. Qui nel coro... Quando vuoi parti. Qui nel coro, anzi in termine tecnico nell'abside, si trova la tela settecentesca di Ercole Sarti, uno dei maggiori artisti ficarolesi, rappresentante San Carlo e San... non è vero?
Sant'Erlo Borromeo e Sant'Antonino San Marco. Carlo e San Borromeo, no, che faccio? Mister Borromeo. Rappresentante San Carlo Borromeo. Non è l'unica opera del Sarti, in realtà ne abbiamo altre contenute nella sala dei confratelli qui vicino, tra cui anche la sua opera della Santa Maria, la sua maggiore opera. Madonna del Rosario, stavo cercando di parlare. Madonna del Rosario, l'interpretazione per aver poi. Non è l'unica opera del Sarti che abbiamo a Ficarolo, anzi nella sala dei confratelli annessa alla chiesa abbiamo un'altra opera, la Madonna... Oh! San Rocco e San Sebastiano, poi da tutto la piazza. Madonna del Rosario. Madonna del Rosario. Guardi Ah, l'opera. devo rifare quest'ultima parte? Sullo sfondo è rappresentato Ficarolo. È fatta malissimo. Ma no, ci stava. Compete la resistenza. È forza marchesana o mantovana? Non si può doppiare sopra? Sì. Di Fossa Mantovana. Ok, perfetto. No? Pendenza, secondo solamente alla Torre di Pisa. No, bene, Cosa devo rifare? Sì, perché dopo. Infatti è terzo per altezza in Veneto Infatti è terzo per altezza, seguito solamente da... no, segue solamente. Dici, qua in cima al campanile di Ficarolo finisce la vostra visita. Dai, a presto. Bene, con questa meravigliosa vista dalla cima del campanile di Ficarolo finisce il nostro mini documentario su... no, documentario di Finisce il nostro documentario. Il nostro viaggio, la nostra. Bene, dalla cima del nostro campanile pendente finisce il nostro mini documentario e... no. Non si sente che sono agitata? No, c'è solo uno strapiombo di 80 metri. Campanile di Ficarolo, vi mandiamo un abbraccio, speriamo che il nostro mini documentario vi sia piaciuto e vi aspettiamo al prossimo video. Rifallo. Dalla cima... Scusa. Là, quando torna su di te, Ok. 3, 2, 1. Dalla cima del nostro bellissimo campanile pendente vi salutiamo, speriamo che il nostro mini documentario vi sia piaciuto e vi aspettiamo a Ficarolo. Un bacino idrografico di ben 71.000 km2 raccoglie la maggior parte degli affluenti degli affluenti. Il suo scorrimento ha creato quella che oggi è la pianura padana, accumulando nei corsi dei il suo scorrimento. Vai pure? Il tratto ficarolese del fiume ha una particolarità. Riprendi. Il tratto ficarolese del fiume ha una particolare. Aspetta che va via anche il rumore là della barca. Il tratto Aspetta, scusa. tra i veneziani però. Perché? Perché c'è una macchina. Che mantenere una condizione igienica congrua alle proprie sono impapellato e mantenere una situazione igienica congrua alle sono impapellato ancora perché tutto materiale da vecchio. C'è una macchina, scusa. Stai fermo lì? Certa è la rotta di Ficarolo del 1152. Aspetta, scusa. No, perché? Periodicamente sfociate in alluvioni devastanti. La prima di cui ovvero meglio, la rotta, ho detto una cagata. Devastante. La prima di cui si è venuta è la rotta di Ficarolo.
Poi c'era la macchina che forse faceva anche troppo. Sono periodicamente sfociate con rotte devastanti. No, le piene gli argini. E prendendo una parca, sì, una parca. Una parca, non riesco più a parlare. Un parca. Sto diventando dislessico. Una all'altezza della cosiddetta curva. Ah, Rifacciamo. riparto nel tratto così. Ok. Vai pure. Nel 2019 il tratto ficarolese del Po è stato inserito nella riserva. Riparto? No, troppo basso. Ginocchio, No, dove- no. Troppo. Riparto? Troppo. Devo fare veramente di tutto. Troppo. Devo Tutto, fare. sì, sì. Sì, Sì, sì. riparto. L'Alberto A, vedrai adesso cosa viene a fare un casino. Tutto in tasca? Sì. Sì, meglio che brutta. Riparto? Come Mi va? sembra che abbia Sì, della tasca. Sì, riparto, tasca, riparto. Posso muovermi? Sì. Cioè dire di qua, di là, Sì, sì. riparto, Sì, sì. qua, di là. Vamos! Vai. Cat e prestigiosa famiglia del paese. Rifacciamo. Cat! Che bello anche la guardia del corpo, l'aiutore, cioè io sono emozionata oggi. Allora. Cat! Ah, che è una mimbariaga a fare una roba così. Altrimenti. Grazie per aver scelto il comune di Ficarolo. Più piano, Cat! ma è piccoli, così sta anche. Cat! Allora, vediamo. Vado. Vai. Sopra quelle scalinate costituite. Cat! Cosa devo dire? Sto anche più. Conne! Sciumicca di Ferrara io! Cat! Sì, ma non tanto vicino che ho le borse. Fatto! Che finalmente sono riusciti ad approdare presso Villa Giglioli.